La Madonna del canonico van de Pal fu commissionata a Jan van Eyck nel 1436 da Joris van de Pal, che la voleva collocare nella chiesa di San Donaziano a Bruges. A testimonianza di queste informazioni c'è un'iscrizione sulla cornice nella parte inferiore dell'opera dove sono indicati il committente, il pittore e la data di realizzazione dell'opera. Si tratta di una sacra conversazione descritta con una precisione tecnica che sfiora l'iperrealismo. La realizzazione dei dettagli ci catapulta all'interno del quadro consentendoci di partecipare all'atto della presentazione del canonico alla Madonna. L'opera ci mostra il committente in abito bianco mentre viene presentato alla Madonna e a Gesù Bambino da due santi, San Donaziano e San Giorgio. L'uomo è inginocchiato, la sua espressione sembra attendere una comunicazione da parte della Madonna che ruota leggermente il capo. È descritto pittoricamente con un incredibile dettaglio tecnico, tanto da risultare contrastante con la scarsa cura con cui Van Eyck tratteggia la Vergine e il Bambino, che appaiono essenziali e approssimativi se confrontati con la complessiva concretezza dei dettagli dell'intera opera. Le rughe del viso raccontano di un uomo in soggezione, un atteggiamento smorzato con l'incoraggiamento da parte di San Giorgio, abbigliato con una luccicante armatura che lo presenta alla Vergine con un gesto della mano. Anche in questo caso la cura dei particolari riferiti all'armatura con tutti i suoi riflessi, le decorazioni splendenti, contrasta con il volto realizzato superficialmente, quasi come se alla sapiente mano di Van Eyck se ne fosse aggiunta un'altra a noi ignota, un secondo pittore meno abile di Van Eyck. Ai lati del trono ci sono Adamo ed Eva, Caino e Abele, Daniele e il leone, facendo esplicito riferimento al Vecchio Testamento. Altri riferimenti sono presenti sui capitelli. Sull'origine della miriade di riflessi dell'armatura è possibile disquisire senza giungere a delle certezze. Uno dei riflessi più misteriosi è quello che ci mostra un individuo con un turbante rosso, forse lo stesso Van Eyck, ritrattosi mentre dipinge e che appare sull'elmo, nel gomito, nello scudo dietro la schiena. San Donaziano si trova nella parte sinistra e rappresenta la chiesa. Il suo abbigliamento è appariscente, ricco e rifinito in ogni minuscolo dettaglio. L'abito spicca per il colore acceso del blu e i contrasti dell'oro delle decorazioni. La Madonna siede su un trono e ha sulle ginocchia il Bambino grossolanamente definito. Ha un abito rosso che scivola sul tappeto mostrandone l'incredibile dettaglio tecnico. Una tale precisione che ci consente quasi di poterne vedere i singoli fili di tessuto. Lo sguardo dell'osservatore continua il suo percorso sul pavimento a mattonelle decorate e ci dà l'idea della prospettiva. Il Bambino ha in mano un mazzo di fiori e un pappagallo che simboleggiano la purezza della Vergine. Dopo aver osservato l'opera con attenzione ci si rende conto di alcune incongruenze tecniche che non possono sfuggire, tanto sono evidenti. Ci si chiede dunque per quale motivo uno degli artisti più abili di ogni epoca abbia lavorato sullo stesso dipinto in modo così diverso. La Madonna del canonico van de Pal si trova al Grüning Museum a Bruges.